E allora restiamo nell'euro o torniamo alla lira? Castagna, cosa dice? Capisco che è una domanda così, come si diceva prima, di pancia, non può che dare questa risposta, perché è evidente che se oggi un cittadino europeo, italiano in particolare, ma l'abbiamo visto anche in Inghilterra, fa i conti con la condizione economica e sociale in cui versa l'Europa, è chiaro che il ritorno alle vecchie monete può pensare di garantire una condizione, invece non è così. Noi abbiamo perso mercato non per l'euro, noi abbiamo perso mercato perché quando noi conquistavamo i mercati con l'esportazione, che era di cifre anche ben superiori di quelle che appunto veniva definito, ricordo a tutti che la Vicenza esportava quanto la Grecia, cioè, quindi siamo in una condizione adesso ridotta rispetto a loro. Lo facevamo facendo un'operazione dal punto di vista economico furbesca, che si chiamava svalutazione. Ora, la svalutazione cos'è che ha comportato? Certo una capacità di esportazione dei nostri prodotti, ma anche contemporaneamente un abbassamento della qualità dei nostri prodotti. Noi non perdiamo mercato perché costiamo di più, noi perdiamo mercato, e in modo particolare su alcune manifatture, perché la qualità dell'innovazione che invece altri paesi hanno introdotto, anche quelli che chiamavamo in via di sviluppo, ci hanno superato. Cioè noi abbiamo perso per l'euro, noi abbiamo perso perché la bassa qualità dei prodotti che si sono confrontati essenzialmente sulla capacità di svalutazione della lira, a un certo punto, nel momento in cui la globalizzazione da un lato, l'euro dall'altro, costretto ad avere un parametro uguale, si è andato in crisi. Noi facevamo le ciabattine di gomma in questo paese. È pensabile che un paese industrializzato come il nostro possa fare i ciabattini di gomma? No, infatti i ciabattini di gomma li fanno altri paesi, cioè è questo che ci ha fatto perdere competitività nel mondo, purtroppo, perché la svalutazione ha impigrito la capacità di innovazione di molte imprese, perché pensavano che la conquista del mercato avvenisse sui bassi salari e quando andava male sulla svalutazione. Ora, no, qui chiaro... Non posso essere d'accordo. No, ma è chiaro, magari non mi preoccuperei se ne fosse d'accordo, però agli imprenditori italiani, quando noi abbiamo ancora oggi dei fiori all'occhiello, innovazioni. Io penso al distretto, fotovoltaico che avevamo fatto qui in Veneto, i fiori all'occhiello che abbiamo dalle scelte politiche devastanti dei governi. I fiori all'occhiello noi abbiamo dei paradossi che vanno sfatati. La pressione fiscale in Italia non è a record, non è a record europeo, capisco però che noi abbiamo altri paesi europei che hanno pressione maggiore e restituiscono ai loro cittadini e alle loro imprese in termini di servizi un vantaggio competitivo. Quindi pago più tasse, ma ho dallo Stato ci arrivo anch'io, non è che mi serve proprio suggerimento. Ma da chi dipende che io paghi le tasse e non mi arrivano servizi adeguati a quello che io pago, se non dalla classe politica? Perfetto. Castagna, credo che questo sia stato un elemento, non tanto l'euro, il fatto che noi avevamo una classe imprenditoriale, un sistema di produzione. I fiori all'occhiello, quelli che oggi sono considerati fiori all'occhiello, che rappresentano il 39% per esempio del vento, sono aziende, se le guardiamo al microscopio o se le guardiamo anche con occhio nudo, che hanno investito, che non hanno scelto la via bassa allo sviluppo, hanno investito. Dopodiché c'è un problema di carattere fiscale. Il problema di carattere fiscale del nostro paese è uno dei limiti che ha assunto l'Europa, uno è quello sociale, e cioè abbiamo le differenziazioni che prima venivano elencate, sia da un punto di vista lavoristico sia dal punto di vista della protezione sociale. Ieri in Islanda hanno votato una legge che se la facessimo qui vorrei vedere quante imprese, casomai se ho il tempo spiego com'è quella legge di parificazione economica tra lavoratrici, donne e maschi. E abbiamo la questione appunto del fisco che nel nostro paese pesa in maniera consistente sul lavoro. Però ricordiamoci, lo ricordo a tutti, ogni volta, perché sulla questione fiscale ho qualche sensibilità, essendo che alla fonte mi vengono trattenute, quindi quello che mi restituisce lo Stato a me è molto meno rispetto a quelli che restituisce a quelli che non le pagano le tasse. Siamo a 140 miliardi all'anno di evasione fiscale. E se qualcuno considera che l'evasione fiscale arriva in maggior parte non dal lavoro dipendente dei pensionati, ma da altri tipi di lavoro, di produzioni,
percepisce come un sistema imprenditoriale, indipendentemente dall'euro e dall'Europa, poteva, di fronte a una crisi di queste dimensioni, in qualche misura avere segni di cedimento. Dopodiché c'è un problema fiscale sul lavoro che pesa in maniera consistente, ma riguarda appunto intanto chi le paga le tasse e chi non le paga invece che ne trae alcuni benefici. Quindi non starei soltanto sulla questione, io sono un europeista convinto naturalmente, capisco che c'è bisogno di un'altra Europa, ma il problema nostro non è soltanto la lira, è che si è concentrata sulla lira e sull'euro la creazione dell'Europa, ipotizzato appunto un'Europa che avesse dal punto di vista dell'ideologia liberista il mercato come unico regolatore e quindi la moneta senza avere un'impressione, un'impronta invece di carattere sociale. Adesso sentiamo a proposito, prima abbiamo citato Altiero Spinelli, uno dei padri, no, della comunità, come dire, dell'unità d'Europa. Allora sentiamo cosa dice Giorgio Napolitano, che l'anno scorso ha ricevuto il premio, a proposito proprio il premio Altiero Spinelli. Sentiamo. Ha difeso con fermezza ed orgoglio la tradizionale politica italiana a sostegno dell'unificazione politica dell'Europa, in piena sintonia e continuità con Luigi Einaudi, Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli, i padri fondatori dell'Europa federale. A Giorgio Napolitano i militanti federalisti esprimono la loro gratitudine. Chiunque si accinge, è l'ultimo messaggio di Altiero Spinelli, e cito, ad una grande impresa, lo fa per dare qualcosa ai suoi contemporanei e a sé, ma nessuno sa in realtà se egli lavora per loro e per sé, o per loro e per i suoi figli, o per una più lontana, non ancora nata generazione che riscoprirà il suo lavoro incompiuto e lo farà proprio. Altiero Spinelli ha lavorato per noi e per generazioni molto più giovani, non solo della sua, ma anche della mia generazione. Ha lavorato mostrandoci la strada del coraggio con giudizio in ogni momento critico e nel lungo periodo la strada dell'incrollabile tenacia. Lo ringraziamo ancora. Professor Casen, Napolitano parla di coraggio, di tenacia, è quella che dobbiamo avere noi italiani. Gli italiani hanno coraggio e tenacia perché io ricordo dopo la guerra che il Veneto erano contadini e ci siamo inventati le fabbriche e ci siamo inventati le fabbriche non sapendo fabbricare, non sapendo esattamente quello che si andava a fare, ma si faceva perché c'era un mercato che richiedeva le scarpe, richiedeva un sacco di cose e ci siamo anche inventati prodotti, per esempio per il lavaggio delle auto, quando è cominciato a diventare interessante questa cosa. A Vicenza c'erano alcune fabbriche che erano le più importanti al mondo per il lavaggio rapido, erano brevettate. Ricordo anche che c'era un centro studi, per esempio, dei computer, e l'Olivetti fu una delle prime che inventò il personal computer, poi non più continuò alla ricerca, e questo fu un danno notevole perché non ci credevano, ma attenzione, io vorrei distinguere tra chi produceva e la politica che non capiva cos'era l'industria, e non capiva assolutamente. Vi faccio un esempio che risale a circa una quarantina d'anni fa. L'Italia improvvisamente, per una questione come succede solo in Italia, sono nate improvvisamente 1200 televisioni locali, 1200, e una aveva da 1 a 5 impianti, 10, 20 eccetera, no? Sono nate circa 1500 radio. Il problema è dare la tecnologia a queste imprese, che nascevano anche in forma familiare, per poter trasmettere. Allora, in Italia avevamo la più bella, la più grande azienda per le telecomunicazioni, che si chiamava Teletra. Aveva fatto impianti in tutto il mondo.
quando io andai per chiedere, perché avevo un'esperienza precedente in quanto avevamo fatto gli impianti di Capodistria in Italia per portare la televisione di Capodistria in tutta Italia, avevamo bisogno di avere delle macchine importanti perché dovevamo trasmettere e non c'era, la Teletra si rifiutò di vendercele. Ci rifiutò di vendercele perché il diktat da parte dei politici era: voi dovete vendere soltanto alle grandi aziende e poi avete un contratto di esclusiva con la RAI, per cui non è possibile che vendiate alle locali. Allora nacquero una decina di piccole aziende che poi divennero grandi, no? Perché c'era bisogno di avere dei trasmettitori. E si usavano a quell'epoca le valvole perché non c'erano ancora i transistor. Allora c'era la Siemens che non ci credette, non credette alla televisione italiana, mentre negli Stati Uniti già si preparavano i programmi da vendere all'Italia. Io andai al NATP 1982 e già c'era una conferenza a New York che parlava del fenomeno Italia. In Italia i politici ci guardavano come fossimo dei mostri. La Thomson, che produceva assieme alla Siemens valvole, invece ci credette. Allora, il mercato delle macchine televisive, dei ripetitori, degli amplificatori televisivi, crebbe al punto tale che la Thomson dovette raddoppiare la catena di montaggio. L'Italia, e questo lo sanno in pochi, se non quelli che hanno costruito le televisioni dall'inizio, consumava più valvole di tutto il resto del pianeta. Perché la RAI, avendo impianti molto grandi e in posizioni strategiche, per esempio Montevenda, no? Illumina automaticamente Bologna, cosa che noi non possiamo fare, Verona, Pordenone, e quindi arriva a Vicenza, eccetera. Quindi con un impianto. Noi per fare la stessa copertura avevamo bisogno di 10-20 impianti, con costi maggiori e tutto il resto. E sono nate fabbriche che non sono state capite dalla, chiamiamo politica, che ha detto creiamo l'occasione. Non è stata creata l'occasione, supportiamo queste perché andiamo a portare i soldi, miliardi, centinaia di miliardi, poi arrivò Berlusconi successivamente, arrivò ultimo però adesso è arrivato primo, e addirittura lui si è fatto una fabbrica di macchine per conto suo. Perché? Perché non ce n'era. Perché per esempio comprare una Siemens costava 50 volte quello che invece è la produzione italiana. Perché se volevi la Siemens, come c'era la RAI che comprava Siemens, la RAI poteva spendere 2 miliardi per una macchina che invece noi potevamo comprare a 50 milioni. No, la nostra macchina aveva caratteristiche molto più performanti, peraltro, di quelle fatte dalla Siemens, però la Siemens aveva tutte le caratteristiche di una macchina perfetta. Ecco, vi ho dato un esempio di un fatto che è successo. Le faccio una domanda, la sì. Siemens esiste ancora? Sì. Sì. La fabbrichetta italiana che faceva, c'è ancora o? Allora, ci sono delle fabbriche ancora esistenti, chiaramente la Siemens aveva un altro vantaggio. Allora, la Siemens cosa aveva organizzato? Ma questo è il governo tedesco che aveva organizzato e appoggiato la fabbrica, e qui torniamo al discorso della politica che non riesce o fa clientelismo di produzione, allora fanno gli inciuci, e ne abbiamo contezza anche recentemente come si sperperano i soldi italiani, oppure non ci siamo, non esistiamo. Cioè c'è un'idea, se mi permette, c'è un'idea che la politica, anche quella tedesca, che magari può essere la Merkel, diciamo, influisce senza intervenire direttamente nell'economia, però nelle scelte strategiche di un paese. Sì, allora, questo succede, la Siemens, che noi non facciamo. La Siemens produceva non l'alta tecnologia, perché era una questione, la produceva nel paese nella Germania dell'Est. Sì, anche in Italia. La Siemens produceva in Slovenia, che allora Slovenia era sotto Tito. No, per esempio le antenne televisive, no,
venivano costruiti in Slovenia. E così avevano una possibilità, non solo, ma avevano dei contributi particolari perché avevano portato le fabbriche, ma non quelle, diciamo, tecnologicamente avanzate. La testa dell'azienda. Portavano le parti terminali della manovalanza, eccetera, le portavano ai paesi dell'est, erano premiate. Beh, arrivavano anche in Italia qualcosa. Ma io compravo. Sì, ma arrivava anche in Italia qualcosa. Abbiamo un telespettatore che conferma quello che da un po'. Facciamo intervenire. Questa situazione, vi ho portato un esempio vissuto, sì. Ma ce ne sono centinaia. Allora, la politica poi cosa ha fatto? Non ha aiutato, non dico aiutato, non ha creato occasioni. La politica non rappresentava l'industria italiana, come invece è stata la politica tedesca. Certo. Rappresentava gli inciuci. Allora, la famiglia Agnelli, che in questo è stata splendida, il calcolo dei sindacati, credo della CGIL, diceva che fino al 1995 la Fiat aveva ricevuto una modica cifra di contributi pari a 250 mila miliardi per mantenere questa fabbrica, che se a quell'epoca le macchine le regalavano, tutto sommato non ci avrebbero perso comunque, no? Poi erano macchine che abbiamo visto come erano. No, le Fiat erano macchinette rispetto alle macchine tedesche che facevano le cose seriamente. E erano tutti appalti truccati, situazioni che erano banali, e questo ha creato un tipo di produzione di politica che è stata negativa, e lo viviamo tuttora, insomma. Certo. Lo viviamo con i migranti, lo viviamo con le cooperative che speculano sulla pelle della gente. Certo. Sentiamo il signor Antonio da Roma, che è in attesa da un po'. Buonasera signor Antonio, deve abbassare la televisione. Prego. Allora, mi riallaccio, il mio intervento è in un certo senso molto attinente a quello che ha fatto il professore. Era quello che volevo in qualche maniera chiedere al professore, e chiaramente anche agli altri ospiti, ma io pido sempre a riferimento il professore perché insomma ne condivido molte delle analisi che fa. Quello appunto che voglio dire è questo, cioè per quanto riguarda l'uscita dall'euro o meno, il problema è un po' quello che dice il professore, cioè abbiamo una classe politica adeguata ad affrontare un'eventuale uscita dall'euro o meno, cioè o come avete detto, e non siete soltanto voi che lo dite, o decide la Germania o saremo costretti o in qualche maniera. Abbiamo la nostra classe politica, ma non dico professore soltanto la nostra classe politica, la nostra classe dirigente in generale, perché come lei ha accennato ci sono anche responsabilità, in primis della politica, perché è quella che dovrebbe chiaramente dare linea di guida di un paese, ma poi ci sono le responsabilità della classe imprenditoriale, intendo chiaramente in generale, della classe anche quella scientifica, magari anche quella cioè la nostra classe dirigente è preparata a un piano B, cioè andare a dire semplicemente non faccio riferimento a quello che si è detto in trasmissione, ma faccio riferimento a quello che dicono più o meno le forze politiche, chi sì e chi no, andare a dire usciamo meno dall'euro senza avere un piano B, potrebbe, cioè noi abbiamo avuto l'esempio della Grecia, professore, no? È stato chiaro, è stato chiaro. Una situazione diversa dalla nostra, me ne rendo conto, un altro paese, eccetera. Però in Grecia concretamente si sono trovati con il problema di andare ai bancomat, non ho il tempo di analizzare qua quello che le persone cosa le sanno di me, di andare ai bancomat e non avere la moneta, perché li hanno ricattati, li hanno messi in condizione li hanno ricattati, professore. Allora, signor Antonio, il problema di una classe politica che non c'è, come lei ha ben detto nell'esempio, è quello. In Germania, professore, lei lo sa meglio di me, loro hanno il piano B, loro, professore, lo sa meglio di me che loro si stanno anche preparando all'eventuale uscita certo, si parla anche. Si stanno preparando da tempo, ci sono degli studi che ha fatto la Deutsche Bank, che probabilmente lei ne ha sentito parlare, dove si parla di questa ipotesi.
Benissimo, signor Antonio, lasci che le rispondiamo, che se no mettiamo troppa carne al fuoco e dopo un po' ci riprendiamo. Endrizzi, insomma ci sono varie questioni, il signor Antonio ha tirato fuori anche la questione della Grecia, che non c'era la liquidità e quant'altro, ma è un problema diverso rispetto a quello della... Sì, non possiamo paragonare l'economia italiana a quella greca. Noi siamo ancora nelle condizioni di poter avviare un percorso di questo tipo. Peraltro si tratterebbe di sentire anche i cittadini che cosa chiedono, quindi vanno fatte delle informazioni, vanno espresse le alternative. Ma voi del Movimento 5 Stelle... E poi va rimesso loro anche una scelta, perché vedete, mentre la Danimarca, faccio un esempio, ha fatto un referendum per decidere se entrare o meno e la Danimarca ha scelto di non entrare nell'euro. Agli italiani questo non è stato chiesto. Allora forse dopo quasi 2 decenni in cui abbiamo visto che l'Italia è l'unico paese in Europa, nella zona euro, ad avere avuto un arretramento del reddito pro capite medio, l'unico paese, perché perfino la Grecia ha avuto un incremento. La Grecia ha avuto una batosta negli ultimi anni, ma è ancora nettamente sopra il reddito pro capite di prima di entrare nell'euro. Allora siamo gli unici che abbiamo rimesso in questo. Nel contempo è aumentato il costo e il problema della moneta. È diminuito il reddito ed è aumentato il costo del lavoro. Allora dobbiamo chiederci delle due l'una: o il problema sta nell'euro o il problema sta nella classe politica. Sicuramente sta nella classe politica, ma allora mi permetta, lei mi sta spianando la strada nel dire che dobbiamo mandarli a casa tutti. Dobbiamo mandarli a casa tutti. Adesso capisco che è uno slogan che mi piace molto, però nel mandare a casa tutti mandiamo proprio a casa tutti. Dicendo lei. Non è tutta la classe politica, io penso una parte della classe politica a mandare a casa. Che un euro che strozza le nostre possibilità di investimento ma la classe politica, scusi, lei è classe politica, mi ha interrotto io, tocca a me adesso. Lei è classe politica. Poi io concludo come quindi classe politica è classe politica per tutti, però no? C'è la responsabilità anche lei. Io penso ci sia un problema della classe, di una parte della classe politica, non la classe politica in genere, perché c'è chi ha detto che questa condizione dell'Europa non va bene, un'Europa così non va bene, cioè non è che tutti hanno accettato l'ipotesi e soltanto, mi permette, a 5 Stelle dicendo mandiamo a casa tutti è esente da colpe. No, penso che ci sia un problema che riguarda tutti e le scelte che le politiche hanno fatto. Prego. Mi sostituisco. Io penso che con un euro che limita, e diremo i trattati che governano poi anche la moneta e l'adesione alla moneta unica, che impediscono all'Italia di fare investimenti virtuosi, abbiamo ampie possibilità di una politica di investimento che permetta di migliorare la nostra efficienza, le nostre opportunità di andare a cercare quei settori per cui non produciamo più le ciabattine, ma andiamo veramente a fare l'innovazione. Ma se non si investe in ricerca, e se non si investe in ricerca perché siamo strozzati dal bilancio, noi non siamo in grado di fare quello che fa un padre di famiglia. Devo fare il pendolare perché ho trovato lavoro distante. Devo mettere l'impianto GPL sulla macchina per risparmiare, ma non ho i soldi per mettere l'impianto GPL e quello che guadagno me lo mangio in benzina. Potessi avere un prestito dalla banca, avrei la possibilità di rifarmi della spesa e anzi di incamerare qualche cosa e metterla da parte. Questo che è un ragionamento elementare per un padre di famiglia è impossibile a livello nazionale. Perché? Perché da un lato ho l'Europa e la BCE che mi strozza e dall'altra parte ho una classe politica che chiede continuamente all'Europa sforamenti per finanziare mancette elettorali, perché noi oggi dobbiamo fare una manovra correttiva. Questo governo lo dice, non la classe politica.
una classe politica che sta governando l'Italia come partito unico da decenni, perché noi, destra e sinistra, hanno continuato a spolpare questo paese. Allora abbiamo una situazione in cui è stato chiarissimo, Endrizzi, e quando lo sei in piazza, dai, stiamo ragionando, dai. Va bene, allora sentiamo il parere degli ascoltatori. Se posso dire una cosa, io sono al Parlamento europeo e vorrei dire a Endrizzi che i tuoi colleghi di 5 Stelle hanno le idee confuse al Parlamento europeo, perché non sono così netti, chiaramente contro l'euro e contro l'Europa. C'è confusione, anche sulla questione immigrazione c'è confusione, c'è talmente tanta confusione che i 2 vostri parlamentari se ne sono andati perché non capivano più la vostra politica sull'Europa. Tra l'altro uno è andato, è venuto con noi a destra, l'altro è andato a sinistra. Allora forse i confusi erano loro. Era andato a sinistra dove difendono. Comunque, al di là di questo, io sono al Parlamento europeo dal 2009, ma anche chi era prima di me al Parlamento europeo della Lega ha sempre criticato questa Europa. E siamo stati i soli per tanti anni e questo non credo è vero, e con qualche adesso prima che ci andavate prima di voi il Parlamento europeo ho votato contro il Fiscal Compact e basta che guai a guardare io ho sempre detto avete votato a favore sì o no? Al Parlamento europeo non abbiamo votato a favore. Una domanda secca, sì o no? No, avete votato a favore. Avete votato a favore. Avete votato a favore per Lisbona. Avete trattato. Lasciamo finire. Sì, ma non può dire che non ha votato. Abbiamo votato contro il Fiscal Compact. Abbiamo votato contro abbiamo votato contro il pareggio di bilancio. Abbiamo votato contro l'ultimo accordo commerciale col Canada. Siamo stati da sempre contro l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, anche se qualcuno in Italia voleva convincerci che era la cosa migliore. Poi è arrivato Trump e ha cancellato tutto. Però guardate che al di là dei trattati assurdi che l'Europa ha fatto in questi anni, gli accordi commerciali che ha fatto e che continua a fare sono altrettanto assurdi. Perché quello col Canada non ha aiutato le nostre economie e le nostre imprese agricole. Ma poi spiegatemi perché l'Europa deve togliere i dazi sui prodotti importati dalla Cina, sui prodotti sul riso, sull'agroalimentare, su tutti i prodotti che arrivano da tutto il mondo, l'Europa toglie i dazi. Io sono d'accordo ad esempio nel mettere i dazi antidumping, cioè se in Europa arrivano prodotti sotto costo e sono tantissimi, perché sono evidentemente prodotti in Cina piuttosto che in Bangladesh, piuttosto che in altri paesi sotto costo, perché dobbiamo importarli e far chiudere di conseguenza le nostre imprese? Questo l'Europa non ha saputo salvare la nostra economia. O meglio, si è lasciato governare. E poi il fallimento più grande dell'Europa, il fallimento più grande dell'Europa è sulla questione immigrazione. Aveva l'occasione l'Europa per fare una politica immigratoria seria. Invece ha lasciato, innanzitutto nel 2009 ci ha spiegato, io ero là, che l'immigrazione era un'opportunità per tutti i paesi europei, perché c'è bisogno di 40 milioni di persone di forza lavoro. Poi ci hanno spiegato che comincia a essere un problema e che andava gestito, salvo poi lasciare l'Italia da sola. Quindi ditemi voi cosa sta facendo l'Europa su queste sono le contraddizioni di cui si parlava anche in apertura. Era l'occasione per far vedere che esisteva, per dare una risposta, per aiutare l'Italia, invece l'Italia è lasciata sola. Poi in Italia ci sono anche i governi che si fanno veramente abbindolare, perché non è possibile, come si sta facendo adesso, accogliere tutti. Ci sono altri paesi adesso magari che invece chiudono i confini che controllano. Ma abbiamo visto anche in questi ultimi giorni, prima, Benvenu. Sentiamo anche Benvenu cosa dice. Io, se il resto della mia opinione, penso che ci sia un problema, perché ridurre tutto alla responsabilità della politica, che è certamente responsabile, lo citava prima Andrea, la questione della politica industriale, in questo paese da decenni non si fa politica industriale. Non è vero che non è mai stata fatta, perché qua sono state fatte
fior di politiche industriali in questo paese. C'era una scuola che passava, diciamo, che attraversare aree politiche importanti, che poteva essere la sinistra democristiana, il sindacato, i socialisti, eccetera, che avevano, e è stato anche sul piano dello sviluppo di alcuni settori industriali e degli avanzamenti importanti. Io penso che ad esempio sul settore dei personal computer noi abbiamo dovuto cedere passo agli Stati Uniti perché siamo stati obbligati a cedere passo agli Stati Uniti, perché dentro il quadro della divisione internazionale del lavoro la capitale dell'impero decide quali sono i settori su cui un paese può svilupparsi, no? Soprattutto se è un paese come il nostro, satellite e occupato militarmente dalla capitale dell'impero, perché è così che è successo, no? Perché noi abbiamo avuto Mattei che aveva avuto una visione importante di cui noi abbiamo beneficiato come paese per anni e anni, che era quella di cambiare i rapporti di relazione fra le imprese petrolifere estrattive e i paesi dove si andava a estrarre e sappiamo dopo di qualche decennio che è stato, per questo motivo, è stato ucciso per mano dei mafia, ma su mandato chiaramente delle grandi compagnie mondiali. La storia del paese è un po' più complessa, ridurla alla miseria della politica, che è comunque per larga parte miserabile, non tutta, per favore, credo che sia un po' riduttivo. Io credo che qua bisogna capirsi, insomma, noi siamo di fronte, adesso è notizia recente, no? La SAVE, cos'è la SAVE? La SAVE è l'azienda che è la società proprietaria degli aeroporti di Venezia, di Verona e di Treviso. Ok? Per ragioni di assetti proprietari interni adesso sostanzialmente questa azienda ha bisogno di capitali, di soldi. È probabile che per questo motivo entrino capitali tedeschi, eccetera. Francesi. Oggi il quadro dell'internazionalizzazione dell'economia non è che si risolve introducendo dazi, il problema c'è politica industriale e struttura, qua la politica, ad esempio la regione della Lega non ha niente da dire sul fallimento della banca popolare, no, come non avete, avete delle responsabilità politiche gravissime su questo, perché certamente per come voi governavate questa regione avevate un ruolo e avete quindi una responsabilità politica gravissima, e quella classe imprenditoriale di cui non si può parlare male, con tanta osannata anche da Endrizzi, c'è dentro fino al collo. La Lega? Anche gli imprenditori della provincia di Vicenza e anche gli imprenditori della provincia di Treviso hanno partecipato, una parte sicuramente ha partecipato a quel massacro, all'uso dei soldi dei poverati, della gente che investiva nella banca, che si versava il TFE. Ragazzi, Mose non l'ha mica fatto, ci sono i corrotti e ci sono i corruttori. C'è un intreccio, c'è questo elemento questa malattia che c'è dentro questa realtà, no? Di questo quadro. Non è il frutto solo della politica malata, è il frutto di un contesto sociale che è stato abituato, come diceva prima Andrea Castagna, a fare soldi a manetta e a palate, fottendosene, facendo disastri come quello della Miteni, ma quel Miteni disastro si chiama Mazzotto, non è che si chiama Mazzotto, della capacità di fare innovazione, qui stiamo parlando di imprenditori, e c'è la politica e c'è l'impresa e c'è la mancanza del controllo di una gestione da parte della politica, espressione dei cittadini, non quella espressione dei cittadini, sugli assetti economici e sulle linee di sviluppo. Io l'altro giorno, finisco, sono andato a Mestre, ho fatto 200 metri dalla stazione alla sede della CGIL, ci sono tre mega alberghi, ostelli da 2000 posti all'uno che vengono costruiti là. Certo, sei in costruzione. E questo è com'è noi abbiamo una logica, questa è iscritta un quadro ormai internazionale a questo punto di vista, perché i soldi devono essere fatti subito, ma noi abbiamo una logica dell'investimento che ha molti tratti di carattere predatorio.
E questo non si risolve con 9 euro, questo è un altro problema. Questa è una cosa diversa, infatti. Un conto è l'incapacità, e l'incapacità io la vedo nella classe politica e non nella classe imprenditoriale. Un conto è la corruzione, perché la Siemens di cui si parlava prima è accusata in Grecia di avere pagato 7 milionari. Non è uno alla volta, perché non è che sta dimostrando di sapere amministrare le città. Roma è l'esempio, quindi... No, facciamo un esempio concreto, vogliamo parlare di Roma, però bisogna parlare di concreto, no, perché adesso Roma è diventato uno slogan. Possiamo parlare di Pepe Montana, digli, possiamo... allora vogliamo parlare di Pepe Montana, vogliamo parlare della rete degli ospedali, vogliamo parlare del project financing. Perfetto. Vabbè, ma qui abbiamo tutte le cose che lei ha citato. No, torniamo a... Non può essere responsabilità degli imprenditori se questo Stato, a causa di questi governi, prende in tasse e non restituisce in infrastrutture. Allora posso introdurre sempre sulla telefonata di prima. Avrà qualche colpa? Ora, prima il telespettatore erano i soci politici di Zonin, uno alla volta, il telespettatore che prima ha criticato la classe politica. Allora, visto che parlate tutti quanti assieme, andiamo un attimo in pubblicità, che così vi calmate un momento e poi noi ritorniamo. Andiamo in pubblicità, ci troviamo tra poco. A Montebelluno all'assemblea dei soci.